I'm here because the ERSIP project gave a presentation yesterday at this event. Sono qui perché ieri ho fatto una presentazione sul progetto ERSIP durante la prima giornata del convegno. Di cosa si tratta? What is ERSIP about? ERSIP stands for the European River Corridor Improvement Plans project. It's funded by the European Commission through Interreg 4C, and it's looking at a local bottom-up approach to the management of river corridors. ERSIP è un progetto finanziato dall'Unione Europea a fondo Interreg 4C e si occupa della gestione di corridoi fluviali. Qual è l'esperienza dei contratti di fiume in Inghilterra? What's the English experience in river management and especially in river contracts? Okay, river contracts probably don't exist, but we do have catchment plans and basin plans. And one of the examples that we like from Italy is this idea of a contract along a river corridor, because it begins to break down the fragmentation of responsibility. I contratti di fiume non esistono in Inghilterra e noi facciamo piani di gestione fluviale a diversi livelli, però vorremmo prendere l'idea dall'Italia per ovviare alla frammentazione di responsabilità nella gestione fluviale. Cosa ha apprezzato di questa idea? What have you liked about this idea? I think it gives a voice to local government. I work for local government, so I would promote that. And a voice that means that they can begin to take responsibility. And I think in the UK in the past, and maybe in Italy the same, it's easy to pass off responsibility to somebody else. Penso che dia una responsabilità ai governi locali, una responsabilità che magari in passato sia in Italia che in Inghilterra non c'è stata, quindi è un modo per ovviare a questa cosa.